Voglio sentire un istante che è collegato adesso con noi e poi lo liberiamo, il Presidente Conte, che credo ci senta. Posso chiedergli prima un giudizio su questa campagna elettorale, non solo di chi ha scelto di non candidarsi, e sono solo due, perché ci sono Conte e Salvini che hanno scelto di non candidarsi, perché Conte adesso ce lo ripeterà, dice io non vado in Europa, ho la mia classe dirigente che mando lì. Ma per gli altri secondo te vale comunque il gioco di che ci si testa? Te l'ho detto, non... fa parte del machiavellismo più o meno intelligente dell'italiano politico, del politico italiano. No, in realtà la domanda, infatti ho sbagliato io, in realtà era più articolata ed è questa. Si può essere leader di partito dal luogo che in realtà forse conta di più, cioè Bruxelles? Fuori dalla retorica, siccome si dice l'Europa è importantissima, l'80% delle nostre leggi... No, ma io infatti ti dico, per quello che riguarda la Meloni, secondo me il problema è minore, perché il luogo dove si decide è dove ci sono i capi di governo, no? Certo. Lì decidono, l'Europa si fa lì, quindi può essere nominato il Parlamento europeo sì o meno, ma se hai un'idea, le cose da fare, certo, cose di cui bisognerebbe parlare, perché penso anche che dire solo onestà è un po' poco, perché dovrebbe essere una precondizione della politica, l'onestà, non uno slogan finale, però se abbiamo il Presidente Conte... Giriamo questa domanda al Presidente Conte con Ludovica Ciriello e poi torniamo subito da Giovanni Minoli, vai. Buongiorno. Buongiorno. Ditemi tutto. Se vuole commentare insomma, quello che stava dicendo Giovanni Minoli rispetto alla candidatura degli altri leader. Lei ha fatto la scelta con Salvini di non... Siete gli unici due leader che non si candidano alla fine. Ma io trovo che questo sia un modo per ferire ancora di più la nostra democrazia, che è già sofferente, perché se noi riduciamo quello che è un passaggio elettorale importante, cioè chi mandare in Europa, chi scegliere attraverso le preferenze e affidare questa scelta ai cittadini, e poi invece creiamo un meccanismo ingannevole per cui ci sono dei leader che si candidano per cercare qualche punto in più, io credo che contribuiamo ancora di più a rendere sofferente questa democrazia. Non mi meraviglierei che ci fosse un sussulto anche di dignità da parte dei cittadini e ci sia un rifiuto rispetto a questa modalità, perché non ha senso dire facciamo un sondaggio. Giorgia Meloni ha detto ma io mi candido perché così si fa un sondaggio sulla mia politica in Europa, ma Giorgia Meloni innanzitutto, ricordiamo, lo sta già nel Consiglio europeo come leader, è lì che dovrebbe farsi valere, quindi il fatto di candidarsi a capolista non ha assolutamente nessun senso. I sondaggi non si fanno adesso, i sondaggi si fanno all'atere, e se stiamo a questo io mi auguro che ci sia una grande risposta negativa da parte dei cittadini, perché quello che sta facendo in Europa e assolutamente non lo stiamo vedendo. L'Italia non è protagonista in nulla. Abbiamo accettato un patto sull'asilo, sull'immigrazione che ci danneggia, abbiamo accettato un pacco di stabilità che ci porta a tagliare sanità, sul lavoro e tantissimi altri sui servizi, quindi i risultati non si vedono. Se vuole il sondaggio spero che sia negativo, lo dico da cittadino italiano prima che da leader politico. Le voglio chiedere, visto che in queste ore si moltiplicano, no, volevo chiederle questo perché è una notizia che è uscita poco fa, in queste ore si moltiplicano le occupazioni delle università, adesso sta intervenendo la polizia a Sciences Po a Parigi e a Milano. Notizia di pochi minuti fa è l'apertura del Corriere della Sera, no al convegno su Israele, alla statale, perché la Digos dice il rischio è altissimo. Volevo un commento suo tra quello che accade negli Stati Uniti, quello che accade in Europa e nelle università italiane. Conte. Allora, cerco di sintetizzare perché il discorso è molto complesso. Innanzitutto sono assolutamente contrario al fatto che ci siano censure per quanto riguarda accordi tra università, centri di cultura e di ricerca europei, americani, eccetera, e dappertutto nel mondo con università e centri di cultura di Israele, perché la cultura non deve mai a trovare e incontrare barriere e motivazioni politiche di intralcio. Per quanto riguarda le manifestazioni pro-Israele, mi sembra ovviamente siano del tutto legittime, anche se mi dispiace quando si oscura il fatto che all'origine c'è stato comunque un 7 ottobre, ci sono state delle atrocità di Hamas, ma è chiaro che in questo momento è comprensibile la ferma condanna non di Israele, ma dell'azione di questo
questo governo Netanyahu, che è assolutamente inaccettabile, noi l'abbiamo denunciato in tutti i modi, si deve assolutamente arrestare, occorre un cessate il fuoco in questo momento incondizionato, perché che continuino a morire tantissimi bambini, donne e civili è inaccettabile. Per quanto riguarda poi le manifestazioni, ovviamente non possiamo che auspicare che avvengano sempre nel segno della non violenza. È chiaro che le università sono i luoghi in cui queste sensibilità si infiammano per prima, ma l'importante è che si infiammino appunto nel segno della non violenza. Sgombrare un'università, se ci sono occupazioni, manifestazioni non violente, è sempre un danno, una ferita alla democrazia. Quindi mi pare di capire, interessante una notizia, se lei fosse oggi ancora il Presidente del Consiglio, al suo Ministro dell'Interno, è interessante questo, che cosa direbbe di fronte a un'università occupata? È importante, che indicazione darebbe al suo Ministro dell'Interno? Io, se avessi una responsabilità come autorità accademica in questo momento di una università o della mia università, innanzitutto andrei a parlare agli studenti, li incontrerei e cercheremo di affrontare anche un dibattito che è normale, perché l'università è il luogo del dibattito, delle idee eccetera. Inviterei gli studenti a non lasciare che ci siano manifestazioni di violenza, perché quello danneggerebbe il sano dibattito e le sane proteste, e sicuramente inviterei le forze dell'ordine a mantenersi fuori dall'università. Ecco, l'ultima cosa che le voglio chiedere è su Macron, però, Presidente Conte. Il Cremlino parla... Tanto sentiamo dietro... Teniamo pure la scena aperta su quello che accade lì. Macron parla di... Siamo a un mercato di Lecce qui. Sì. No, infatti intuivo, ma mi piaceva, visto che siamo in diretta, mi piace, come insegna il maestro Minoli, far vivere quello che le accade intorno. Le dichiarazioni di Macron, il Cremlino le giudica molto molto pericolose. Le voglio rileggere. Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina, dovremmo legittimamente porci la domanda se inviare truppe. È sconsiderato? Che valutazione dà del Presidente francese? Guardi, il Presidente Macron ci ho lavorato a lungo insieme per 3 anni. A titolo. E ha dei difetti e ha delle qualità. Una qualità è che non è ipocrita. In questo momento, rispetto ai nostri governanti che ci stanno prendendo in giro, non adottano un linguaggio di verità con l'opinione pubblica e con i cittadini, tanto più adesso che si sta andando a una campagna elettorale. Lui, e non lo condivido affatto perché ritengo che il tutto sia un gravissimo errore, sta dicendo: guardate che se abbiamo scelto questa strategia militare, abbiamo scelto come unica via questa escalation militare, adesso siamo costretti a mandare anche le truppe, perché mancano le truppe adesso. Quindi è coerente. Di tutto, anche i missili a lunga gittata. È una follia. Giorgia Meloni. Ma Giorgia Meloni, siccome adesso sta in campagna elettorale, che cosa fa? Prende in giro i cittadini, scrive il suo nome, detta Giorgia, poi annuncia la mancetta, ma addirittura una tantum, però la rinvia a gennaio dell'anno prossimo. Ora ditemi, se le persone, tu parti dal presupposto che ci sono delle persone in difficoltà, che la tua mancetta da 100 euro diventa necessaria, peraltro una tantum, dagliela subito, perché la preannunci oggi, fra 8 mesi la darai. Cos'è, aspetti che ti votano prima? Che ti votino? Va bene, grazie. Allora, quindi è un linguaggio ingannevole, bisogna dire la verità. Si sta andando in quella direzione, una direzione folle, lo abbiamo detto da tempo. L'unica via d'uscita è un negoziato. Più passa il tempo, più l'irragionevole posizione dei nostri governanti si incancrenisce, più deboli saremo purtroppo nel negoziato con la Russia. Però mi sembra chiaro quello che lei ha detto, molto interessante. Macron non è un ipocrita e quindi, diciamo, è anche coerente con la sua storia. Grazie a Conte.